Il principale protagonista del processo non c'è nell'aula dell'udienza preliminare, ma tutto parla di lui. Antonello Montante, il leader di Confindustria, un tempo simbolo della legalità, oggi finito in disgrazia, il primo nome dell'appello chiamato dal giudice David Salvucci. Gli altri 18 imputati componevano il suo cerchio magico, sostiene la procura di Caltanissetta. Uomini delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza, tutti pronti a compiacere il leader, spiando le indagini che lo riguardavano. Anche quando l'appello è terminato, Montante è il più citato. E non solo perché l'inizio di questa inchiesta, avviata 4 anni fa dalla squadra mobile nissena. Montante è il fulcro attorno a cui ruota tutto, il sistema, come lo chiamano il procuratore capo Amedeo Bertone, il sistema dell'uomo che ha sempre amato apparire, invece adesso non c'è. È rimasto nel carcere di Caltanissetta, dove è recluso da maggio con l'accusa di aver creato un'associazione a delinquere. Ora contro di lui chiedono di costituirsi parte civile la regione siciliana, il comune di Caltanissetta e quello di Palermo. Chiede di costituirsi parte civile anche l'inviato di Repubblica Attilio Bolzoni. Montante aveva ordinato di spiarlo dopo i suoi articoli che svelavano il sistema della finta legalità. Chiedono di costituirsi parte civile l'ex PM di Caltanissetta, l'ex assessore Nicolò Marino, il vicequestore Gioacchino Genchi, il giornalista Giampiero Casagni, anche loro spiati da Montante, e poi l'imprenditore Pietro Di Vincenzo, che denuncia di essere stato vittima di un complotto giudiziario ordito da Montante e dai suoi fedelissimi, come l'assessore Pasquale Tornatore e suo fratello Michele. In aula c'è pure l'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto, che sostiene di essere finito al centro di uno scioglimento per mafia a causa delle finte denunce di Montante. Tutte queste richieste di costituzione di parte civile sono 21, dovrà pronunciarsi il giudice Salvucci. Montante è accusato di aver creato un'attivissima associazione a delinquere finalizzata a spiare le indagini dei PM di Caltanissetta. 4 dei suoi coimputati hanno già chiesto di saltare l'udienza preliminare per andare subito al rito abbreviato. L'ex presidente del Senato Renato Schifani, il tributarista palermitano Angelo Cuva, l'ex direttore dell'ASI Arturo Esposito e l'imprenditore Massimo Romano. I primi 3 accusati di essere parte fondamentale della catena delle talpe che avrebbe spiato e svelato l'indagine della procura.